No, Marko Gregorc je dogajanje na Trgu svetega Petra spremljal ves dan. Naša ekipa je, kot smo slišali, posnela tudi dogajanje v baziliki. Poglejmo. Ura je 11 dopoldan, vrata bazilike svetega Petra so se odprla tudi za vernike, da se lahko poslovijo od papeža Frančiška. In vrsta je že dolga tukaj več 100 metrov. Dejstvo je pa, da je po zdaj znanih informacijah na drugi strani Vatikana še ena vrsta za vstop v baziliko. It's a very important moment, so we try to see that, yeah. Alguien que trajo amor, empatía y solidaridad con los más pobres. The end of the line is back there, please. Per noi è un simbolo di speranza che tanto lui ha parlato per tutta la persona, per tutta la gente, dessa pace, dessa speranza che la Chiesa deve essere, una Chiesa aperta a tutta la gente, come lui ha detto, un ospedale di campagna che accoglie a tutti e a tutto. Za mano prva bolj okrepljena varnostna točka, lahko vidimo policiste, različne reditelje, pa tudi vojsko. Takole široka vrsta vernikov se vije potem tudi skozi katedralo. V času kropljenja pa se trenutno tukaj v katedrali odvija tudi sveta maša. Vse skupaj pa poteka precej hitro, verniki pred pokojnim papežem postojijo komaj kakšno sekundo in potem morajo že nadaljevati pot ven iz bazilike. Ho già visto? Sì, sono stato, sì. Come si è lei sentito? È sempre una grande emozione, una realtà tutti cara, perché ha lasciato dei segni importanti a tutti, credenti, non. Rimane indelebile il ricordo nella memoria del mondo intero. Abbiamo già visto il Papa, è una grande commozione perché è stato un grande uomo. Ho portato anche la mia bambina di 8 anni e abbiamo fatto sacrificio, però è valsa la pena. Per quanto tempo eravate aspettati? Noi 3 ore perché siamo arrivati presto, però adesso c'è tanta gente e ci vuole parecchio tempo, sì. Tukaj za menoj lahko vidite še drugo vrsto, ki se vije praktično do koder seže pogled. Vremenske razmere za čakanje so sicer precej neugodne. Močno aprilsko sonce v Rimu tukaj je že pustilo številne posledice, ampak na voljo so ves čas tudi reševalne službe, ki pomagajo tistim ljudem, ki se znajdejo v stiski.